Loris Vescovo, Lino Straulino, Stefano Fedele e i Resistance in Dub saliranno sul palco del Teatro Palamostre di Udine, dove stasera alle 21 prende il via la nuova edizione di Musiche per Nuove Musiche Furlane, manifestazione che premia le migliori produzioni discografiche in Marilenghe e che vedrà esibirsi anche band emergenti. Come riferisce il direttore artistico Colle, Udine potrebbe ospitare nei prossimi anni l'Iet Festival, la più grande manifestazione europea dedicata alla musica in lingua minoritaria. Torna a Udine l'appuntamento con Musiche per Nuove Musiche Furlane, appuntamento che mira ad internazionalizzarsi, ad uscire dal locale. In che modo? Beh, musiche si riferisce necessariamente alla musica cantata, suonata in friulano, ma non solo a questo punto, perché ormai l'espressione musicale friulana è riuscita a farsi valere un po' anche al di fuori dei nostri piccoli confini. E quest'anno proprio il festival attesta questa collaborazione con una grande manifestazione che è l'Iet Festival, il più grande festival europeo delle musiche in minoranze linguistiche, quindi ospiteremo anche dei musicisti, i vincitori di questo l'Iet Festival. E noi crediamo che la lingua sia un fatto peculiare, estremamente importante, ma sia un fatto sostanzialmente internazionale. In questo momento in cui è possibile entrare in contatto con l'universo mondo, credo che la musica sia un buon mezzo, un buon ambasciatore della nostra cultura, della nostra storia, della nostra terra. Questa collaborazione, questa sorta di gemellaggio con l'Iet Festival può accrescere ulteriormente la dimensione europea e internazionale della nostra città? Direi sicuramente di sì. Direi che Udine potrebbe proprio ambire a diventare uno dei punti nevralgici di queste iniziative, di questo circuito europeo che dedica particolare attenzione alle espressioni culturali in lingua minoritaria. Da esperto del settore, ma da esterno, come giudica questa manifestazione? Seguito per qualche anno la musica friulana, conosco gruppi come Mitili FLK e Arbe Garbe e Carne Katz, ho visto qualche settimana fa, e è vero che ha abbastanza musica interessante qui in lingua friulana. Molte minoranze linguistiche in Europa che hanno musica interessante in loro lingua. Il vostro festival collabora o comunque vede la presenza del Friuli già dal 2003. C'è la possibilità